L'INPS di Agrigento si mette al passo coi tempi e migliora la propria offerta al pubblico. Nuovi servizi e sportelli per migliorare la qualità delle prestazioni agli utenti e per eliminare le lunghe e snervanti code agli uffici. Sono le principali novità dell'INPS di Via Picone, presieduto dal 2007 dal direttore Gerlando Piro, che ne ha rilanciato l'immagine e l'attività produttiva. Saranno istituiti degli sportelli self-service, così come avviene nelle banche, dove si ha la possibilità di inserire un codice PIN opportunamente richiesto e anziché rivolgersi all'ufficio competente, si può fare anche da casa se si vuole, noi metteremo questi sportelli aggiuntivi così come da disposizione della direzione generale, è arrivata il 30 di agosto in tutte le agenzie territoriali di competenza. Inoltre sarà rivoluzionato nel senso di migliorare il servizio all'utenza, che l'INPS è un'amministrazione dove va incontro a queste esigenze e che telematizzerà tutto quello che arriva in entrata non solo da parte dei patronati ma anche dei singoli cittadini. Quindi se il cittadino non è nelle condizioni di trasmettere telematicamente, si rivolge agli enti di patronato che hanno le professionalità, gli strumenti per andare incontro alle esigenze di tutti. Ed il direttore Gerlando Piro è intervenuto anche sulla vicenda della plateale protesta dell'utente Mara Curtopelle, che lo scorso lunedì, anche al nostro microfono, ha denunciato pubblicamente il cattivo funzionamento di alcuni uffici dell'INPS. Piro, con carte alla mano, smentisce categoricamente le affermazioni della signora utente e annuncia anche l'intenzione di querelare Mara Curtopelle. La signora Curtopelle ha presentato intanto una pratica in un ufficio sbagliato, l'ha presentata a Canicattì il mese di giugno o 21-23 giugno e anziché presentarla ad Agrigento. Quindi la sede di Canicattì il 12 luglio trasmette ad Agrigento questo carteggio. Noi ce ne accorgiamo che è una pratica evidentemente con uno stato di famiglia residente in Agrigento e quindi la dovevamo trattare noi. Però c'era una discordanza in quanto c'era un documento che non coincideva perché il documento presentava la residenza in Canicattì e c'era un'autocertificazione dove si rilevava che diciamo, era in Agrigento. Siccome è un'autocertificazione noi prendiamo per buona l'autocertificazione anche perché il documento non è ancora scaduto, quindi la signora sostituirà poi alla scadenza il documento. Quindi come vedete i tempi sono non sono 5 mesi, ma è a malapena un mese perché è arrivata da noi questa pratica intorno a metà luglio, se consideriamo che ci sono le ferie estive, quindi tutto quello che la signora sosteneva ha poco, diciamo, è poco rilevante.